Un'iniziativa della Lega Navale Italiana per il 150° dell'Unità d'Italia. Parte da Chioggia la circumnavigazione della penisola, organizzata dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana e dalla sezione di Brescia Desenzano in occasione della grande ricorrenza nazionale. La sezione Chioggiota ha immediatamente aderito al progetto. È stata protagonista Dea Gitana, un'imbarcazione Elan 340 di circa 10,5 metri, messa a disposizione dal socio Dante Bubola. Dea Gitana toccherà alcune tra le città marittime che hanno letteralmente segnato la storia d'Italia nel periodo risorgimentale, come Napoli, Reggio Calabria, Bari, Taranto, Livorno, Genova e Savona. In tutte le città annoverate dal programma si terranno manifestazioni finalizzate alla divulgazione della cultura del mare, intesa come fattore aggregante d'ogni nazione. Nella mattinata di mercoledì 27 aprile la cerimonia ha avuto un largo consenso sia dagli appassionati di vela che dai cittadini clodiensi accorsi per assistere i ragazzi delle scuole nelle loro esibizioni musicali. Le autorità civili e militari, assieme ai ragazzi delle scuole, hanno potuto ammirare le imbarcazioni attraccate a Vigo. Subito dopo hanno firmato il libro di bordo. Alla fine del viaggio, il libro di bordo sarà donato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, all'insegna del motto «Siamo tutti sulla stessa barca». La sezione locale della LNI ha puntato soprattutto sul coinvolgimento dei giovanissimi. Ed è proprio per questo che per l'occasione è scattata un'entusiastica sinergia con il secondo circolo didattico e con la scuola media statale Silvio Pellico. Accompagnati da alcuni insegnanti, una ventina di alunni delle scuole primarie di Chioggia hanno potuto provare il piacere della navigazione seguendo per qualche miglio la barca ospite, imbarcandosi a bordo di alcune imbarcazioni di soci della Lega Navale Italiana, perfettamente rispondenti alle norme di sicurezza. E buon vento in poppa!